Ah, mia, qual è vero? Lisa, poca sorpresa, no? Ma allora mi faceva piacere. Allora, come va sto giovanotto? Dai, mi riconosco, e poi mi portate là? Piano piano, Angeluccio, piano piano. Posa, allora. Già un pezzo, ne? Non mi pare di scrutarsi i suoi vicini così, Ma non andava vestito così in tecchetta? Così non mi sa domenica poi. Non so che voi. Vestito domenica. Ma, o saremo un primo anno, me ne so a chi sta. Ci sarà. Ecco ciò che c'è. Ma in casa vostra capisci che avevo una uomo. Avete volte quando ho mandato aiuto che poi avete come posso dire. Scusate, mi giuro di questo. Devo usare come mi chiedo a bravissimo. Che bella cerca soldi, mi. Ah, no. Con cui ne ho. Allora, che vuoi, Gary? E dai, vedete, sono come posso dire, assai come posso dire. Per questa potete vedere. Per fare la cotta voi solo mi potete aiutare. Tu se fosse con una mecceteria per guardarsi mica. E chi fosse non ci posso puntare. Ma che mi cercate? Vi parlate per Bacco? Subito, una minuta. C'è chi sono giunto al mondo, sono io una mia mia sposa! Ripeti la donna non c'ho avuto, non mica te sua! Ma non ho detto. Oh, lo chiamano! Oh, quanto sono felice, quanto sono felice! Quanto non ti aspettavo sul momento! E allora faccio sempre tenuto come un figliolo! Che Dio riporta amore, felicità, eccetera, eccetera! Ma che fermo qui, come tu illosi! Aspetta, vai a chiamare Adalina! Pensate come fosse speranza! Penso siete come voi! Dai di no! E diciamo una vergognata! Aspetta! Mamma mia, un freddo! Un freddo un denose! Ma fatta, mi! Sta aspettando l'amore vero mai di sposi! Adalina, non avevo in casa! Mica male! Che goffa, Fluida! Chi vuole di più? Io sono peccato. Poi meno. La legge muffreda. Mi tocca maridarmi. Ho già 35 anni a cuore, non posso stare più vivo. Cosa mi ha detto? Mi piace sempre qui, mira. Sempre Gesù. Oh mio Dio, ti volevo. Poi vero, mi stai disegnando giudito. Non vedo il sole, a tempo girato, ma non è il tono. Papà! Mi rega il cuore che mette morto! Ora si dà quella di lì e non un capo! Quando salgo come un uccello, mi faccio la spaziata. E sto una girata. Sfida l'umiltà. Papà! È così picciotti, sì. Mamma mi ha detto
del termine. E di chi? Ne parava una, non avevamo vissuto si cauvere. Poi quando faceva? Ma perché abbiamo Temo che lo si faceva. Aspetta, mia. Si deve studiare domenica. Non va da solo. Si deve lì. Povere cantone. Vedete, mi sono deciso di prendere stamattina. Era sicuro che stai capito e che forse non dobbiamo uscire, ma non ci vedo. Arriverà già la corta. Sapete, cara Madalina, per tempi da buona motilina, poi che sono andato di conoscere questa manina. Ha detto andiamo zio, il suo sposo, che la sapete, mi hanno lasciato un pezzo di terra, che mi hanno lasciato questa mamma e un poveretto di questo uomo. Le nostre famiglie sono sempre state comunque quasi come parenti. Sapete, il mio tocca vostro. Ricordate che come già sa volpe, già tocca con vostro vostro lupi. Scusate, solitario, ma dite un mo' di osa oltre. So che voi? È mio, cara. Eccole una. No, di osa oltre. Uno, mica uno. Dio mio, cara Natalina. Non parlate mai. Come uno? Quando io già so che sicuramente trovo questo vostro lupi e lo stanno secco. Ma ieri è uno. Sbagliata l'ingosso, cara Natalina, io vedo. Che mi contate lì? Ma quanto è che le vostro? E con te, da sempre, come ricordi, è sempre stato nostro. Ma che bella, scusatemi. Ci sono scritti poco, cara Natalina. È vero che per via di cosa volpe c'è stato un spirito di fa, ma oggi è tutto un sacco di meglio. C'è manca di score. Qua stiamo sempre. Aga cara diamoci, a te odiosa volpe da gradi, sia l'operai di una capa, di vostra mamma, perché ne dicevano così i mattoni? L'operai di una capa, di vostra mamma, hanno buvittato 40 anni da gradi, di studioso, e tanto saviccione considerano soli. Ma quando cadà quello... No, non è mica come voi buttate. No. Come caccaro e uomini caccaro hanno sempre detto che sono che andavano fino a stanno secco. Dunque odiosa opera, un osso, un cenuta di scode, non vi capisco mica. Neanche... Non mi spiacevole. E mica la giovane iscritti Natalina Stefanini! No, pure per io che... Scusate, poca cacciata, no? Sono 300 anni che è il nostro studioso. E mano a mano un uomo cigliare che non ci ha fatto mica. Scusate Elisa Valentini, ma io questo. Non lo posso manco sentire. Non ci tengo tanto a studioso. A studioso. 50 metri quadrati a più e bomba in onda. Ma che non? Dite ciò che voi volete, ma io non sopporto mica le giustizia. Scusatemi, vi prego. L'operaio di una casa, di vostra mamma. Non vi l'ho già detto. Facevano così i mattoni dalla casa di Amorcia. Alla casa di Amorcia, mi volesse piacere. Zia, non ci capisco una cazzo. Odiosa orbe è un nostro e basta. Dio mio, mamicina, oh! Un nostro. Poi circa più alla 2 giorni in seguita. Mettite pure un nostro più vestito. È nostro, nostro, è nostro. Ah, non c'è mica nostro. Ma manco voglio quel mio. Infine. Oh, pigliatela come la vita, Non ho bisogno di odiosa volpe Natalina Stefanini, oh! Ma
Ma è per un bulto, no? Se vuoi unire, vi posso anche regalare. Ma vi posso regalare anch'io che ti è un mio! No, non mi sono mentire. Un amico, Aldo, ma è l'uomo che è stato uno sfruttatore. E voi ci trattate come zingari, gli regalate i colori. Scusate, ma un buon vicino non si comporta mica così. Si un sfacciatore siete, eh? Allora senta voi sono scuccone. Ma vicino, ma non mi sono pagato un'idea di altrui e ovviamente mi sono un accusabile. Un giorno volpe meglio. Mica, fate piacere, Oh! Potete scappare oggi e mucchiare in casa vostra. Ma qui, vi prego, non travassare il limite. Io sono nostro. Non mi resta per un uomo, vicino. Se voi non vinciamo così forte in capo, mi pregate me. Un giorno volpe meglio! No, non è vera! È meglio, meglio! Non è verità, e vi ne faccio a prova. Odio, ci mandi l'operai. Cosa? Odio e chi ti odia, ci mandi l'operai. Ma non posso anche ci curmi! Ah, ma questa storia, ma questo. Giorno volpe meglio, volete capire? Meglio! Un osso! Meglio! Un osso! Un meglio! Meglio! Aio! Ah, tu cazzo! Che passa qui dentro? Spiega sto guidi qual è un già volta per piacere. Carino, molto salve, nostro. Ma fa tu piacere, come può essere vostro? Voi siete appena ragionevole! A cacca, andiamo via! E non cosa ospita qua, diciamo per radio, vuoi tu caccato? Perché li facciamo così i mattoni? Ma per radio vuoi tu caccato? Hanno approfittato 40 anni da casa di studioso e tanto la vincione così devolusorio. Ma quando cadastro Ah, era? no, scusate, ma i paesani non pagavano nulla a mio caccara perché chi c'era un bischizzo per via è studiosa ora. Ecco. No, io qui i cani sono che le nostre. Ma vi fate già voi che le nostre! Ma non volete mica nulla, carino. Ma vuoi raggio! Ma perché chi mucchiate? Un mucchio non è nulla, eh? E un vostro noi, io mica, ma ve ne mica lasciamo me. E fine voi. Se così venuto a casa mia, non c'è stato studioso, arrivo subito su. Piuttosto regalate ai miei paesani. E voilà. E voilà. Un becco mica perché vuoi dire che là, un meno! Caro Giovanni, vabbè non ce n'è uno che mi può parlare così, eh? Vi porto più di 20 anni e vi prego un parlare senza parlare pietà. Mi pigliate per un cadino! Stefanuccia Stefanini, un sito piccola vicina, ma un uso patrice! Cos'è? Oh mamma. Manda l'operai a Sigoggia Saotte subito. Hai detto, veloce? Giosa orbe nostro, manco i lasciamo. Che sapore di che? Attacco un tribunale! Attaccate, vi conosco, siete un litigante, siete. D'altronde tutta la vostra steppera così, tutta. Sì. Insultate mica mia famiglia, mi! Gli Antonelli sta signor Valentini, eh? Nessuno è passato un tribunale come vostro zio! Vostro caccare, lo spugnone, e la vostra zia ha fatto scappetta con chi dentro. Chi La vostra mamma, che era tutta rifatta! E il vostro padre era un mangione. E vostra zia una buttazione. Primero mi sento più ammodato! Si lascia il castogne, sì! Tutti sanno che mi avete rubato un'elezione! M'ho capito! Una bellaccia, dai. È morto! È morto! Domani il tribunale vedremo.
Che lo abbandoni, che lo vuoi. Vabbè, si sei vicini. Faccio sparecchio bene, basta, lei. Oh, c'ho la ruba e bene, ti gira in casa. E non più giunti qui a fare un mondo. Ce l'avevo stomaco, una domanda. Chi domanda? E beh, tu hai tutta domandato in casa. Domanda da me? Ma perché con la ietta? E poi più se ne stato quella sui bicchi. Poi bella. Fate l'urto. Chiamatelo! Ma quale ti chiamati? Ma chi ti piglia? Ma che castigo? Ma come tu a mia bombare? Ma chiamatelo! Fate l'urto! Non dai più venuta così. Chi volta? Che lo si mi uiave? Ma balla lì tu mi? Ma che laurea? Ma che disgrazia oh signore! Oh signore! Le mu suttato, le mu via dalla risa, le mu lappato fuori e tutto quello che è colpa tua! Allora se la a me! Dai, Io sono bene. È un butto. Ma non caga, siamo così. Dentro un gioco. Cucinare con un montone unisciti, orcigliosi. Come così? Orcigliosi, magnifico. Io cerco non ci dica così. Cucinare, vede, e vestire, altalozzo cucinare. Capito? Magnifico, non ce ne mica con me. Ah, Ce ne mica, no, cerco non ce ne cani, non ce ne mica. Ah, no. Cioè, comunque, in questa, quella di Mugadello, In questa che lo in questa sì, in questa in questo vale nulla, come? Oggi cose ti pesa, ti pesa, ma scugadoia, ma scugadoia su mare è più lunga, ma come come la bocca ci cari, il pezzo, la scugadoia mi dice, un bel gomito, che mi stigava a me, un bel gomito, come la dabbiamo a usignare, un bel gomito, un bel gomito, aspetta, così, non so mica cose buone, mettete cose buone, ma oggi Giose sì, Ma fate una finita!
Ah no, una cosa moltuale. Figliosi, affatti il pesto, prego mica, come lo vuoi? Figliosi, godi un corno. Una volta. Maritatevi e fate la venita, che non se ne parli più.